10ª giornata di campionato Serie 2 Girone Nord per Futurosa Trieste, Giulia Visitin, con numero 6 Cubat Lara, 8 Roberta Castelletto, con numero 12 Ima Bosniak, con numero 14 Costanza Miccoli, con numero 15 Martina Grassi, con 21 Giorgia San Martini, con 26 Martina Lombardi, numero 30 Chiara Camporeale, con 34 Sofia Carini. E ora, signori e signori, la nostra squadra per Cosa Prima Manzano, numero 5 Martine Bianchi, numero 7 Anna Tiberus, 8 Linea Milani, numero 9 Sara Luna Giuliano, con numero 10 Caterina Rozzano, 11 Claudia Gobbo, con numero 14 Francesca Amaretto, con 16 Sofia Baraldi, 21 Maria Bonaccini, 46 Giovanna Pertile. Per Futurosa Trieste, allenatore Alessio Scala, assistenti Andrea Mura e Elisa Zeniano. Per Cosa Prima Bolzano, allenatore Andrea Gradini, assistenti Antonio Paganino e Giuliano Rocco. Arbitri Di Pilato Fulvio da Roberto Lugnano e giudici di campo da Bergamo. Sponsor della Lega Basket con nome Wilson e ora come tutti i campi della LBF inno nazionale italiano.
Eccoci in diretta dal Palacicogna per la 10ª giornata di Serie A2 femminile tra Posaclima Ponzano e Futurosa Forna Basket Trieste. Sfida particolare per entrambe le squadre, non in un gran momento. La Posaclima ritrova quasi a pieno regime Matilde Bianchi e Marta Pellegrini, ma perde coach Gambarotto che la trasferta della settimana scorsa era stato espulso e squalificato per una giornata. Sarà quindi sostituito da Andrea Gravili, coach dell'Under 15 di Ponzano, con ovviamente Antonio Paganino, assistente della prima squadra, che avrà le redini in questa partita, e Giulio Gobbo. Si inizia intanto con la formazione tipo, diciamo, per Ponzano, che ha Giuliano, Pellegrini, Favaretto, Gobbo e Tivenius. In campo invece dall'altra parte ci sono ci sono delle assenze anche per Trieste, in particolare Croce e Streri. È rientrata invece Carini, assente una settimana fa. Si comincia intanto, la palla 2 è vinta da Trieste, che prende il primo tiro ma sbaglia, ed è Giuliano a far partire la transizione di Ponzano con Favaretto che trova in punta Gobbo. La palla torna nelle mani di Giuliano, si va da Tivenius, spalla a canestro, si fa spazio, tira con la mano sinistra e segna subito i primi 2 punti dell'incontro con il fallo. Possibilità quindi di giocata da 3 punti. No, scusatemi, in realtà evidentemente è stata fischiata un'infrazione a Tivenius, rimane quindi 0-0 il punteggio in questo inizio di primo quarto, ed è quindi Trieste a trovare i primi 2 punti con Iva Bosniak, la croata di Trieste. Lei che viaggia a 11 punti di media, ha trovato i primi 2 di questa gara, e ora è Giuliano che si cerca la stessa giocata per Tivenius, ma dalla parte opposta è Favaretto però in palleggio, che scambia con Pellegrini, che forza un po' l'1 contro 1, trova un bello scarico per Favaretto che prova a restituire a Pellegrini ma senza fortuna, ed è quindi Trieste che può ripartire con Miccoli, ex di giornata. La palla arriva a Castelletto che trova dentro Bosniak, questa volta va corto il suo tiro, quindi può ripartire Giuliano con Pellegrini che prende un tiro da 3 punti in transizione importante, ma le esce. Lotta a rimbalzo Tivenius e la palla arriva però a Trieste. Arriva un tiro un po' forzato da parte di Castelletto, è un airball e quindi Ponzano può ripartire. Parte forte Giuliano che prende un arresto e tiro in step back, fuori anche questo, e quindi Miccoli prende il rimbalzo e fa partire la transizione, trova Bosniak, ora Sammartini gioca il pick and roll, arresto, non c'è lo spazio per tirare, Camporeale prende il tiro da 3 punti, anche lei è un ex. La palla un po' sfortunata Camporeale, perché la palla rimbalza un paio di volte sul ferro ed esce. Ancora a 0 il punteggio di Ponzano, con Tivenius adesso che cerca Favaretto per un consegnato, lo trova Favaretto, si prende un tiro da 3 punti dietro al blocco, è fuori però, e quindi Sammartini può partire in transizione. Ancora Camporeale, la palla arriva nelle mani di Castelletto che trova Miccoli, prova l'1 contro 1 di mano sinistra, prende un tiro difficile con la mano destra. Nel calcio si direbbe gol dell'ex, e Miccoli subito trova 2 punti di classe, di qualità. Lei che sta giocando una super stagione, a 15 spaccati di media, anche quasi 8 rimbalzi. Giuliano dentro per Tivenius che salva un pallone un po' storto, bella palla questa volta di Giuliano per Gobbo che sbaglia il canestro da sotto. Riparte Trieste in transizione, Pellegrini sfiora il recupero ma la palla resta nelle mani di Trieste con Sammartini che gioca il pick and roll, non c'è spazio per la conclusione personale, quindi deve prendersi un tiro da 3 punti un po' forzato. Iva Bosniak non arriva neanche al ferro,
pasticcia però Capitan Gobbo a rimbalzo. Intanto è stato riazzerato il cronometro di 24 secondi e infatti non era corretto. Ne mancheranno solo quindi un paio al termine dell'azione per la Futurosa. Vediamo gli arbitri quanto metteranno, o meglio gli ufficiali di campo, proprio un solo secondo nei 24 dell'azione da giocare. Arriva un tiro in tempo, è fuori però, e quindi Ponzano può ripartire. Bella palla di Pellegrini per Favaretto che attacca il fondo, fortissimo, prende anche una botta, ma subisce il fallo di Costanza Miccoli. Sarà quindi rimessa dal fondo per Ponzano, che dopo 3 minuti e mezzo non ha ancora segnato. Vediamo se riuscirà a farlo in questa azione. Favaretto in punta, gioca il pick and roll con Tivenius, bella palla dentro di Favaretto per Tivenius, raddoppiata, le mani vanno sulla palla, anche sulle braccia, e quindi la lunga svedese subisce il fallo. Altra rimessa dal fondo, quindi altri 14 secondi da giocare per Ponzano. Favaretto esce dai blocchi, non c'è spazio per tirare, Gobbo cerca dentro Tivenius, non può trovarla, ancora Gobbo che prende 1 contro 1, si mette spalle a canestro, gioca col piede perno, trova Favaretto benissimo e Favaretto sblocca il punteggio anche per la Posa Clima. 4-2 dopo 4 minuti e mezzo. Ci riprova a Trieste con Camporeale che prende un tiro ma è lungo e quindi Giuliano può ripartire. Non prova il pick and roll, c'è Pellegrini che attacca il fondo con la mano destra, torna sui suoi passi per il pick and roll con Gobbo, non attacca, arriva adesso la palla a Gobbo che però era in area da un po' troppo tempo in questa azione e quindi fischio anche corretto dell'arbitro con i 3 secondi in area. Ora Sammartini a condurre l'azione contro la difesa zona, direi, di Ponzano. Esce dai blocchi Ivica Bosniak che si prende un altro tiro da 3 punti, fuori anche questo. Segnano poco le due squadre, ritmi altissimi però, con Giuliano che si prende un tiro da lontano, fuori. Tivenius lotta a rimbalzo, tocca il pallone, non riesce a controllarlo Ivica Bosniak e quindi sarà un'altra rimessa dal fondo per Ponzano, che ci sta mettendo tanta energia in questo inizio di partita, molto più rispetto alle ultime uscite sicuramente non esaltanti della squadra biancoverde. Intanto arriva un tiro da 3 punti di Pellegrini dall'angolo, è fuori, ma recupero di Pellegrini, grande recupero che va a tirare però da sotto e si mangia un canestro già fatto. Brutto errore per Marta, che sicuramente è una che ha la sensibilità per segnare questo tipo di tiri e anche molto più difficili. Poco male perché arriva un'altra palla persa per Trieste. Pellegrini trova Gobbo in punta, si va da Giuliano, Gobbo è praticamente persa la difesa, infatti si prende un tiro dai 6 metri un po' forse affrettato e quindi riparte Chiara Camporeale che dà a Bosniak. Forza 1 contro 1 di mano sinistra, arriva un contatto, un incidente, cadono 2 giocatrici, se ne fa male un'altra, vediamo, sicuramente c'è un fallo, andremo poi a capire bene che cosa è successo. Intanto arrivano anche i primi cambi, esce Lulu Giuliano sostituita da Matilde Bianchi, entra anche Varaldi al posto di Capitan Gobbo. Intanto ci saranno 14 secondi da giocare per Trieste, che ripartirà quindi da una rimessa dal fondo. Ed è Miccoli che prende un tiro alzando la parabola con la mano destra, il tiro esce ed la palla è controllata da Varaldi che entra e pesca subito il suo primo rimbalzo.
Bianchi gioca un pick and roll laterale con Tivenius, non riesce però a trovarla, la trova Varaldi, si gira bene Tivenius che scarica per Favaretto, prende un tiro dal mezzo angolo, solo rete. Tutti i suoi 4 punti di Ponzano in questo primo quarto. Bell'inizio dell'ex Marghera. Si ricomincia da Bosniak. Trieste che chiude l'azione con Costanza Miccoli. 4 punti anche per lei e 6-4 per Trieste. Favaretto intanto ora sul lato destro del campo arriva bella palla sotto per Tivenius, intanto bella palla di Matilde Bianchi che trova Tivenius, non segna ma subisce il fallo, è il terzo fallo di squadra e la lunga svedese potrà andare in lunetta. Intanto arriva il secondo fallo di Costanza Miccoli che è forse più veloce di Tivenius ma meno tosta della svedese, che è una lottatrice. Segna il primo intanto ed è 5-6 dice il tabellone. Corto il secondo e quindi Trieste si riporta in attacco con Camporeale che dà una bella palla dentro a Bosniak, bellissimo passaggio e bel taglio della croata che subisce il fallo sul tentativo di canestro in rovesciata. Saranno quindi 2 tiri liberi per l'ala classe 2001 al suo primo anno a Trieste, che ricordiamo è una squadra neopromossa e sta facendo un buon campionato finora, con una squadra con tantissime triestine, quindi giocatrici nate e cresciute nella città friulana. 1-2 intanto per Bosniak, ma bella rimbalza in attacco per Trieste che quindi può giocarsi un altro attacco con San Martini. La palla torna nelle mani di Bosniak che prende un tiro da 3 punti, un po' forzato il rimbalzo di Tivenius, corre Ponzano con Pellegrini. La palla arriva a Varaldi, bella palla di Bianchi per Tivenius che sbaglia ma si prende il rimbalzo in attacco, non lo controlla, lo schiaffetto in direzione di Bianchi che prende un tiro ma non riesce a trovare i 2 punti e quindi riparte con Kumbat Trieste. La palla le torna in mano, si prende un tiro da 3 punti dall'angolo, bel canestro di Lara Kumbat per il 5-10, prima mini fuga per Trieste, in generale primo parzialino di una delle 2 squadre. Varaldi cerca dentro ancora Tivenius, forse trattenuta da dietro, o meglio si lamenta di una trattenuta da parte di Camporeale. Arriva però una palla persa per Ponzano e un time out chiesto da coach Antonio Paganino sul punteggio di 5-10 con 2 minuti e 10 da giocare in questo primo quarto. Un primo quarto che ha visto una Ponzano sicuramente con energia, anche che sta cercando di eseguire bene i giochi ma per ora non molto efficace. Si può dire forse il contrario per Trieste, che magari con un po' di confusione ma in qualche situazione ma ha trovato delle belle azioni anche di familiarità tra le ragazze e sono arrivati 10 punti comunque dopo un periodo, un inizio in cui entrambe le squadre hanno faticato a segnare. Finito quindi il minuto di sospensione chiesto da coach Paganino e tornano in campo le squadre. Non ci sono cambi, almeno per quanto riguarda Ponzano. Non ne vedo neanche per la Futurosa, oggi venuta al Palacicogna in maglia nera. Ricomincia quindi il primo quarto con la rimessa dal fondo di Carini contro il pressing di Ponzano ed è proprio Carini a portare su il pallone contro la pressione tutto a campo di Pellegrini. Parte l'azione con Bosniak che esce dai blocchi, prova l'1 contro 1 di mano sinistra, difende bene Favaretto,
arriva lo scarico, ancora Kumbat che però non si intende con la compagna, arriva il recupero di Matilde Bianchi, altro recupero della difesa di Ponzano e fallo subito da Bianchi, è il quarto di squadra, quindi non saranno 2 tiri liberi ma si riparte praticamente da centrocampo. Intanto è tornata in campo Roberta Castellitto che si mette proprio in difesa su Matilde Bianchi, che deve fare un po' di fatica per iniziare lo schema. La palla le ritorna in mano, si va a cercare Tivenius che però è difesa bene, quindi c'è Favaretto che prende l'1 contro 1 di mano sinistra, chiusa bene, lo scarico per Varaldi che prende il tiro da 3 punti, è corto ma era costruito molto bene, si lotta a rimbalzo, ne esce Camporeale che conduce anche la transizione, bel cost to cost dell'ex Ponzano che è partita benissimo in questo primo quarto. E quindi c'è Bianchi ora che cerca un pick and roll laterale ma non c'è spazio, si va da Pellegrini che prende un tiro da 3 punti, è corto anche questo, si lotta a rimbalzo, ne esce Lara Kumbat che lancia bene Sammartini e continua il parziale di Trieste che ora scappa sul 14-5 senza aver fatto in realtà nulla di particolare. Bello 1 contro 1 di Varaldi che prende un palleggio resto e tiro appoggiando al vetro ma sbaglia. Kumbat da ritmo, sicuramente bisogna dire che il suo ingresso ha portato ulteriore intensità a Trieste. E ora Sammartino, scarico in angolo per Castelletto che continua l'1 contro 1 in questa bella azione di Trieste e arriva alla fine il fallo di Francesca Favaretto. È il terzo fallo di squadra, il primo personale per la Trevigiana. Arriva anche un cambio, esce Tivenius ed entra Milena Mioni all'esordio in questa partita ed esce anche Marta Pellegrini che anche lei non era ancora uscita e rientra Lulu Giuliano, quindi doppio playmaker in queste ultime azioni di primo parziale. Castelletto si cerca Sammartini che prende l'1 contro 1, sbaglia il passaggio per Camporeale che però lo controlla alla fine. Bel recupero di Varaldi che lancia Favaretto e Milioni si prende un tiro pensando mancasse molto meno sul cronometro, mancano ancora 5 secondi. Palla persa sciocca per Ponzano, 5 secondi, vediamo cosa farà Trieste. Kumbat, bello 1 contro 1, scarico per Camporeale che proprio sulla sirena va a sbagliare il tiro. Si chiude quindi 5 per la Posaclima Ponzano, 14 per la Futurosa Basket Trieste.
pronti per ricominciare il secondo quarto di gioco qui al Palacicogna tra Posa Clima Ponzano e Futurosa Fornabasket Trieste. Si riprenderà sul punteggio di 5 per la Posa Clima, 14 per Trieste. Un primo quarto in cui nei primi minuti c'è stato poco ritmo, poi i ritmi sono sicuramente saliti, le due squadre hanno anche trovato delle buone conclusioni, ma Ponzano ha fatto proprio poco canestro, meglio invece Trieste, che ha trovato punti da varie giocatrici. Favaretto invece ricomincia da dove aveva terminato e firma i suoi quinto e sesto punto sui 7 della Posa Clima, quindi aggrappata a Favaretto Ponzano, che invece in difesa stringe le maglie con Bianchi. Deve forzare il tiro Castelletto ed è un errore, quindi riparte Ponzano con Bianchi sfidata un po' al tiro. Si torna da Favaretto che gioca il pick and roll con Mioni. Favaretto cerca una palla dentro, non può arrivare, le torna in mano la palla, che ora arriva a Mioni, che sbaglia da sotto dopo essersi liberata anche piuttosto bene. Corre Trieste, Varaldi cerca la stoppata, trova invece Roberta Castelletto, che per fortuna non ha subito un colpo forte, andrà in lunetta, quindi è il secondo fallo di Varaldi. Rientra quindi Tivenius in questo secondo quarto. Corto il primo di Castelletto, fuori anche il secondo, e quindi Tivenius a recuperare il rimbalzo. Giuliano questa volta si incarica di portare il pallone, gioca un pick and roll con Mioni, non si intende però con la lunga, che effettivamente non aveva spazio. È Kumbat ora a lanciare la transizione di Trieste, riceve di nuovo al centro dell'area, prova uno contro Tivenius, che però è più tosta, difende bene, recupera il rimbalzo, forse subisce anche un fallo, ma tant'è, la palla è comunque nelle mani di Ponzano. È Giuliano a fare la rimessa contro il pressing di Trieste. Tivenius sapientemente riaffida la palla a Giuliano, che conduce l'azione. Mioni gioca il pick and roll con Bianchi, bella iniziativa di Bianchi, che subisce il fallo di Sofia Carini, e arriva anche il cambio per Francesca Favaretto. Rientra Marta Pellegrini, che ha riposato meno di 2 minuti in questo inizio di gara. Si riparte, c'è qualcosa intanto di poco chiaro per gli arbitri, che sono andati a colloquio con il tavolo, ma è tutto pronto per ricominciare con Giuliano, che incaricata a battere la rimessa. Non c'è spazio per Pellegrini, un po' di difficoltà adesso, e infatti Giuliano furbescamente si rifugia cercando le gambe dell'avversaria. Trova invece una bella palla questa volta Giuliano per Mioni, più veloce però è Kumbat, che tocca la palla là dietro, restituendo un'altra rimessa a Ponzano. Si riparte, si è scaldato intanto l'animo del pubblico qui al Palacicogna. Matilde Bianchi trova lo scarico per Pellegrini, che non ha lo spazio per tirare. Mioni 2 secondi, arriva un bel recupero di Camporeale, che conduce anche la transizione. Si ferma per dare la palla a Castelletto, che gioca il pick and roll con Kumbat, pick and pop con Kumbat, che ha spazio per il tiro, non lo prende, per darne uno migliore a Carini, che però sbaglia, e quindi Giuliano può andare dall'altra parte. Pellegrini avrebbe anche spazio, ma preferisce attaccare. Si va da Tivenius, lei si attacca per una bella 1 contro 1, bel gioco di perno, però arriva l'errore. Mioni prende il rimbalzo in attacco ma non riesce a concludere. Camporeale attacca dall'altra parte, si fa un cost to cost. Bella iniziativa di
Chiara Camporeale, fermata dal fallo di Giuliano. Saranno quindi 2 tiri liberi per Camporeale. Arriva il cambio, esce Mioni un po' in difficoltà in questo suo primo ingresso, rientra Capitan Gobbo. Cambia anche per Trieste, rientra Iva Bosniak. Intanto sbaglia il primo tiro libero Chiara Camporeale. Lei che ha fatto tanto in questo inizio di gara, anche se in realtà il tabellino dice solo 2 punti. 0 su 2 intanto, quindi rimane fisso sul 7-14 il tabellino. Grande finta di Giuliano che manda al bar Sammartini. La palla arriva a Gobbo che si fa trovare bene dentro l'area, gioca a spalle a canestro contro Kumbat. Gobbo, 2 punti di voglia per il capitano, fa saltare la panchina di Ponzano e il pubblico arrivato al Palacicogna. Grande difesa intanto di Matilde Bianchi che mette in difficoltà Giorgia Sammartini. Sfiora il recupero ma la palla resta a Trieste. Esce intanto anche Camporeale ed rientra Miccoli. Intanto già ricominciata la partita con Kumbat che si prende un altro tiro da 3 punti dall'angolo. Questa volta esce, tocca Pellegrini, controlla il rimbalzo Giuliano. La palla torna a Pellegrini che trova una magia sulla linea di fondo, riesce a prendersi un tiro ma esce, ed è quindi Trieste con Kumbat che vede bene dalla parte opposta Costanza Miccoli ma sbaglia Bosniak. Lotta a rimbalzo, lo prende, c'è un po' di confusione adesso, 14 secondi da giocare, si butta dentro Castelletto e subisce il fallo di Matilde Bianchi, direi, ed è il primo fallo di Bianchi, quindi rimessa, è già però il terzo fallo di squadra quando sono passati solo poco più di 3 minuti e mezzo in questo secondo quarto per Ponzano. E il tabellone 19-14, bella rimessa con Kumbat che riceve da dentro l'area, non riesce a finire come Iva Bosniak che in rovesciata trova il canestro del 16-9. E arriva anche una palla persa per la Posaclima con Tivenius che le viene fischiato un fallo nel tentativo di prendere posizione. E quindi è Trieste che può ripartire con Giorgia Sammartini. E ora gira la palla di Trieste, gira bene, si butta dentro Sammartini, lo scarico per Bosniak che punisce dall'angolo. Dopo 3 errori arriva la tripla del +10, massimo vantaggio per Trieste. Miccoli forza un po' l'1 contro 1, quasi 1 contro 2, ma trova un canestro incredibile per il -9, per il -8, e arriva anche una palla persa di Trieste con Sammartini che sbaglia il passaggio lungo. Trieste sta cercando di tenere altissimi i ritmi, ma stanno arrivando tante palle perse per la squadra di coach Scala, ed è quindi Ponzano che può ripartire con Pellegrini. Si guarda sempre a Tivenius, ma è Gobbo che trova l'azione, sbaglia però da sotto, lotta a rimbalzo, c'è una tonnara in area. Tivenius prova a strappare il pallone e si va a... La decisione, scusate, la palla si va con la freccia che dice che la palla va a Trieste, che in questa azione si è salvata. Ponzano sta sicuramente trovando tanti rimbalzi anche in attacco, come in realtà Trieste
siamo 20, il conteggio dice 20-19 con 4 rimbalzi in attacco per Ponzano. Intanto Tivenius disturba la rimessa e devia il pallone, ma sul secondo tentativo non ci sono problemi per Trieste, che con Sammartini supera la metà campo. Si va da Miccoli che prende un tiro cadendo indietro, arriva solo al ferro. Bel rimbalzo di Pellegrini, può condurre la transizione Giuliano, la palla torna nelle mani di Pellegrini, mezzo angolo, trova in mezzo angolo Gobbo che restituisce a Pellegrini, c'è spazio per il tiro da 3 punti e questa volta la bomber bergamasca non può sbagliare. Si risveglia il Palacicogna per il 14-19, 5-0 di parziale di Ponzano, ma Miccoli, gran canestro, alzando la parabola con la sua mano destra educatissima. Vediamo se Ponzano ritrova i ritmi. Giuliano va ancora corta, ma Tivenius lotta a rimbalzo e recupera il rimbalzo offensivo, subendo anche il fallo. È il secondo fallo personale, direi, di Miccoli, è anche il secondo di squadra, quindi rimessa affidata a Giuliano che trova Pellegrini, ha spazio per il tiro da 3 punti, sputato dal ferro. Tivenius ancora rimbalzo, è una forza della natura, non segna, anche non è valido il canestro, però Tivenius sta facendo il vuoto a rimbalzo. Né Miccoli né Bosniak riescono a limitare la forza della svedese, che non è precisissima, non sempre riesce a concludere da vicino, ma sicuramente ci dà e sta trovando rimbalzi importanti in questo primo tempo. Si riparte dalla rimessa laterale, Favaretto che esce, si può giocare, gioca un pick and roll con Gobbo che può prendersi l'1 contro 1 sulla linea di fondo, in rovesciata sbaglia ma lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco è di Miccoli, terza azione consecutiva per Ponzano, che sta lottando con anima e corpo su tutti i palloni per provare a rimontare in questo secondo quarto. Altra rimessa dal fondo, si va ancora a Pellegrini che prende un palleggio, resto e tiro elegantissimo, gran canestro di Marta Pellegrini, di nuovo a -5 per Ponzano. Sammartini, Castelletto, si va da Bosniak che fa una bella finta e crea da metri di spazio a campo reale, che però è sfortunata, la palla rimbalza un paio di volte sul ferro ed è sputata, e qui sfiora il recupero Giorgia Sammartini che si avventa sul pallone di Giuliano, ma gli arbitri vedono un fallo, è il terzo fallo di Giorgia Sammartini e deve quindi rientrare Sofia Carini. È questo il quarto fallo di squadra, quindi altra rimessa laterale. Si va ancora da Pellegrini, si cerca Giuliano con il pick and roll per Tivenius, bella finta. Giuliano forza l'1 contro 1 e subisce il fallo di Roberta Castellitto. Ora sì, saranno 2 tiri liberi per la Posaclima e per Lulu Giuliano, e in effetti coach Alessio Scala deve richiamare le sue in panchina per una pausa, per riordinare un po' le idee, soprattutto dal punto di vista mentale e fisico, perché ora la Posaclima ha decisamente cambiato marcia a rimbalzo, pur facendo fatica a segnare, sta mostrando i muscoli a Trieste. Sono già 7 i rimbalzi in attacco per Ponzano, che non sempre è riuscita a capitalizzare questi extra possessi, ma sta sicuramente dimostrando tutta la voglia e la grinta dopo una serie di prestazioni sicuramente non all'altezza. Andiamo a vedere i tabellini. Intanto c'è per Ponzano ci sono 6 punti per Favaretto e 5 per Pellegrini. Dall'altra parte spiccano gli 8 in 12 minuti per Bosniak e i 6 di Miccoli, con anche 3 rimbalzi. Sicuramente una partita super positiva per lei.
come anche per Kumbat, che è uscita dalla panchina ma ha già 3 punti, 5 rimbalzi e in generale ha avuto un ottimo impatto a cavallo tra primo e secondo quarto, proprio nel momento migliore di Trieste. Sbaglia il primo Giuliano, lei che solitamente è molto precisa dalla lunetta. A segno infatti il secondo. Ancora alta la difesa di Ponzano, ma facilmente battuta da Carini, che scambia con Camporeale, che non si intende però con Bosnia, che arriva una banale palla persa e quindi -4 con palla in mano per la Posaclima, che dovrà comunque attaccare contro il pressing di Trieste. Rischia il pasticcio Tivenius, ma in realtà si era scambiato l'occhiolino con Favaretto, che ha portato su lei la palla in questa azione. Si torna da Tivenius. Giuliano, Gobbo prova a dare la palla dentro a Tivenius, non c'è spazio, pick and roll laterale tra Pellegrini e Gobbo. Pellegrini deve prendersi un tiro da 3 punti, ma esce, ma Tivenius è ancora a rimbalzo. Pellegrini attacca ancora, forse subisce fallo, prova un tiro incredibile, scucchiaiato. Altri 2 per Marta Pellegrini, altri 2 per il -2 sul 19-21, parzialone di Ponzano, che ora è anche più aggressiva in difesa. Bel tiro e bel canestro di Iva Bosniak, tutto il suo talento in questa risposta di Trieste. Giuliano persa un po' dalla difesa e sfidata al tiro, non lo prende, ma si va a prendere un bellissimo 1 contro 1 di mano sinistra e altri 2 punti. Si è decisamente sbloccata la partita, canestri di qua e canestri di là, e ora Trieste dovrà attaccare la zona di Ponzano. Lo fa con grande pazienza, si va da Bosniak, che riceve da dentro l'area ma preferisce uscire per dare palla dentro a Miccoli, che prende un tiro difficile, che non vede neanche il ferro. Bella azione difensiva di Ponzano, anche Trieste in realtà aveva attaccato bene, senza però trovare un facile tiro. Favaretto ora che si incarica di giocare playmaker, vista la pressione che subisce Giuliano. Bella palla dentro per Gobbo, che però è quasi anticipata, recupera però la palla. Tivenius va da Giuliano, gioca il pick and roll. Giuliano ancora di mano sinistra, palleggio, resto e tiro, altro canestro e pareggio di Lulu Giuliano. 4 punti in fila per la playmaker della Posaclima, ed è pareggio quando manca 1 minuto e 20 al termine del primo tempo. Ci prova Trieste con Bosniak, che va in angolo da Miccoli, non sa bene cosa fare del pallone, mancano 5 secondi alla fine dell'azione, deve forzare Castelletto, è un tiro che prende il ferro. Bosniak lotta rimbalzo con una gran giocata, perde però la maniglia e la palla oltrepassa la linea di fondo, quindi altro recupero, o meglio in questo caso altra persa per la Futurosa sul 23 pari, quando mancano esattamente 60 secondi al termine del secondo quarto. Intanto un po' di riposo per Giuliano, è rientrata Matilde Bianchi, pressatissima da Roberta Castelletto, quindi ancora Favaretto a giocare da playmaker. Si va da Bianchi, che trova dentro Tivenius, che ha trovato bene, guadagnato bene centimetri. Pellegrini vuole attaccare Miccoli, che è più lenta di lei. Pellegrini deve forzare, forza un po' il tiro e non arriva neanche al ferro. 37 secondi da giocare. Miccoli, proprio lei, prova il coast to coast e commette infrazione di passi. Un po' di confusione in questa fase della partita e giustamente coach Paganino, di esperienza, chiama un time out per rimettere un po' di fosforo, diciamo, nelle menti delle proprie giocatrici, ma ne gioveranno sicuramente anche le ragazze di Trieste, che nelle ultime azioni, diciamo, da entrambe le parti si erano viste un po' di scelte avventate. Mancano quindi 33 secondi alla fine del secondo quarto e le due squadre sono in perfetta parità a quota 23, con un parziale di Ponzano che ha sicuramente
ritrovato l'entusiasmo che aveva un po' perso per le bassissime percentuali dei primi minuti di primo quarto. Trieste invece è andata un po' in difficoltà quando ha smesso completamente di segnare, anche dei tiri segnabili, diciamo. Quindi bella partita qui al Palacicogna, dove appunto non si è segnato tanto, soprattutto nei primi minuti, ma sicuramente nelle ultime fasi le due squadre hanno trovato ritmo e canestri. Per un secondo quarto piacevole finora, quando ormai mancano, come detto, poco più di 30 secondi, e anche il pubblico del Palacicogna sembra apprezzare questa svolta tra le giocatrici biancoverdi, che avranno anche il possesso per il possibile vantaggio. Ovviamente Trieste ci mette la pressione, ma i bianchi contro Castelletto a superare la metà campo. Favaretto trova Pellegrini, che avrebbe anche spazio, ha troppo spazio. Tiveni si muove facendo il blocco e finisce a terra, infatti, Sofia Carini, e c'è un altro time out, questa volta chiamato da coach Scala, che vuole giocarsi l'ultimo attacco del primo tempo. Sarà un attacco molto lungo perché mancano 22 secondi dei 24 disponibili sulle azioni, quindi ovviamente il cronometro dei 24 non partirà neanche. Pensate, già quota 13 rimbalzi Tivenius, un solo punto con 0 su 2 dal campo, 1 su 2 liberi ovviamente, ma 13 rimbalzi di cui 5 offensivi. Tutto si può dire, ma non che non ci metta sempre anima e corpo la svedese. Sono 7, è salita a quota 7 intanto Giuliano, che ha segnato un paio di canestri consecutivi ed è diventata, assieme a Pellegrini, la miglior realizzatrice per la Posaclima. Dall'altra parte invece sono, come dicevamo, 10 punti di Bosniak e 6 quelli di Miccoli. Vediamo cosa avrà inventato coach Scala per questo finale di primo tempo. C'è anche un cambio nelle file di Ponzano, è entrata Varaldi al posto di Pellegrini. Varaldi che sicuramente non ha forte in difesa, ma già falli, ricordiamolo. Inizia intanto l'ultimo attacco di questo primo, presumibilmente l'ultimo attacco di questo primo tempo, perché Bianchi stava per recuperare il pallone e c'è il fallo in attacco. La pressione di Bianchi assatanata provoca il blocco in movimento di Miccoli, che al secondo fallo è costretta a uscire, e quindi mi devo ripetere quello che presumibilmente sarà a questo punto l'ultimo attacco del primo tempo. C'è Favaretto per Bianchi, 7 secondi alla fine, esce dai blocchi Pellegrini, non può ricevere, si va in punta da Favaretto, che prende il tiro da 3 punti proprio sulla sirena ed esce. Si chiude quindi sul 23 pari il primo tempo tra Posaclima Ponzano e Futurosa Basket Trieste.
Bentornati al Palacicogna di Ponzano per il secondo tempo di questa 10ª giornata di Serie A2 femminile tra Posa Clima Ponzano e Futurosa Forna Basket Trieste. Il tabellone dice 23 pari in un primo tempo in cui si è sbagliato davvero tanto. Entrambe le squadre hanno tirato con percentuali molto simili da 2 e da 3 e in effetti il tabellone dice perfetta parità. Qualche statistica che si può sottolineare sono i 27 rimbalzi già catturati da Ponzano contro i 21 di Trieste, e la differenza la fanno soprattutto gli 8 rimbalzi offensivi, di cui 5 di Amanda Tivenius. E diamo un occhio alla situazione falli. Penalizzata un po' Trieste con i 2 falli a testa di Costanza Miccoli e Sofia Carini, e pesanti i 3 falli di Giorgia Sammartini. 2 falli a testa anche per Amanda Tivenius e Sofia Varaldi. In questo primo tempo si riparte invece nel terzo quarto con Giuliano che inizia la prima azione di Ponzano. Si cerca sotto Tivenius che si libera bene, forse subisce un fallo ma sicuramente trova 2 punti ed è il primo canestro dal campo per la svedese. E intanto arriva anche un recupero di Matilde Bianchi che scippa l'avversaria ma sbaglia in contropiede. Giuliano va a recuperare un rimbalzo in attacco. Incredibile il lavoro delle 2 piccole playmaker di coach Paganino. Sfiora il recupero di nuovo Giuliano, invece è un fallo subito da Roberta Castellitto. Grande aggressività di Ponzano che inizia nel migliore dei modi questo secondo tempo con un parzialino di 4-0. Un 1-2 pugilistico che però non manda al tappetto Trieste, che trova un buon tiro con Camporeale che però sbaglia. Quindi Ponzano che può ricominciare con Pellegrini che gioca un pick and roll, prende un arresto e tiro da 3 punti un po' forse affrettato in questa azione, ma sicuramente nelle sue corde, ed è quindi Trieste si va in cerca di Costanza Miccoli che però è anticipata da Gobbo che addirittura conduce per qualche palleggio lei la transizione, ma giustamente trova Bianchi. Ora si va da Giuliano con Gobbo che avrebbe spazio concesso dalla difesa, si prende un tiro che non vede neanche il ferro. Tivenius arriva anche a rimbalzo ma non riesce a trovare nessuna compagna, quindi la palla in realtà rimbalza sul bordo basso del tabellone e esce per la rimessa dal fondo. Però ancora la pressione di Ponzano non concede neanche la rimessa dal fondo a Trieste. Intanto il tempo sta andando avanti sul tabellone, gli arbitri non se ne accorgono, il tavolo non se ne accorge, sono stati persi almeno una decina di secondi. Sono passati 15 secondi. Come forse avrete sentito da chi è vicino a me, comunque la partita è ricominciata. Un po' di pasticci ora per Ponzano, mancano 4 secondi, Tivenius non riesce ad andare al tiro, un secondo ed è e c'è la freccia dà il possesso a Trieste. Scusate, c'è un po' di confusione. Comunque si riparte con Trieste che va in attacco ancora contro la difesa di Ponzano, super aggressiva, esce dai blocchi Bosnia che però non riceve, si va quindi da Miccoli che deve giocare 1 contro 1 con Gobbo che tiene benissimo. 7 secondi alla fine dell'azione, c'è Camporeale che ora deve attaccare Tivenius, sbraccia con il braccio esterno e infatti grande fischio dell'arbitro sulla linea di fondo di Pilato per il fallo in attacco di Miccoli, che quindi è il terzo fallo personale, il primo di squadra. Resta sul +4 quindi la Posa Clima che ha il possesso con Bianchi. Si cerca
Giuliano che esce dai blocchi, pick and roll con Gobbo sulla mano sinistra, Giuliano si butta dentro ancora con mano sinistra, lei che è fortissima con entrambe le mani, trova un altro canestro per il parziale di 6-0 che, se vogliamo, idealmente prosegue il 14-4 che aveva concluso il secondo quarto, ed è quindi un 20-4. Forza il tiro da 3 punti, Bosniak, la prima a prendere il rimbalzo è come sempre Tivenius che fa il vuoto dentro l'area. Pick and roll in transizione per Bianchi che prende un tiro da 3 punti, altro canestro e prosegue il parziale, addirittura più 9 ora la posa clima, 9-0 in questo secondo tempo. Grande personalità di Bianchi che, un po' sfidata al tiro finora, si prende un tiro in transizione da 3 punti dietro al blocco per il 32-23 per la posa clima, che ha rivoltato la partita come un calzino. Pensate che era stata addirittura sotto di 10, quindi Trieste aveva avuto un massimo vantaggio sul 9-19, ma da lì in poi c'è stata tanta Ponzano e molta meno Trieste, che è andata prima un po' in confusione e ora sta subendo l'ondata della posa clima. Ovviamente coach Scala ha dovuto fermare la gara chiamando time out. Vediamo se le ragazze giuliane riusciranno a riprendere un po' in mano il filo dell'incontro, che adesso è apparentemente sfuggito, subendo questo 9-0 in poco più di 3 minuti. E ora ancora fatica a fare la rimessa, grande pressione tutto campo della posa clima, sfugge bene Di Prigione, però Castelletto che può iniziare l'azione. Si cerca Sammartini che con un bel gioco di perno, con un passo e tiro, trova un tiro anche abbastanza comodo, ma esce anche questo. E ora è quindi ancora Bianchi che trova Giuliano, che si ritrova libero da 3 punti. Gran difesa di Bosniak, che ora è anche lasciata un po' troppo in contropiede. Attacca in transizione Trieste, giustamente, perché Ponzano aveva fatto un rientro un po' pigro, ma fatica a chiudere Sammartini, e quindi Ponzano può riprovare ad allungare con Gobbo, che però pasticcia e si fa quasi soffiare il pallone da Sammartini, ma la capitana si butta e conquista quella che una volta sarebbe stata una palla 2, e quindi una freccia che questa volta è a favore della squadra di casa. Cambio intanto, esce proprio Gobbo e rientra Varaldi, lei che ha giocato pochi minuti nel tempo, solo 5 per problemi di falli. È ricominciata intanto la partita, scusate, ed è proprio Varaldi che scarica per Gobbo, la palla torna nelle mani, bel movimento e con la mano sinistra lo scoop shot in sottomano, trova altri 2 punti e continua il parziale di Ponzano, che ora arriva anche a più 11 sul 34-23. Attacca bene Bosniak, difesa da Pellegrini che tutto sommato tiene, ma sul finale l'esperienza della croata fa commettere fallo a Pellegrini, è il suo secondo fallo personale. 2 liberi che servono come l'ossigeno per Trieste, che stava davvero subendo un'ondata da parte di Ponzano. Segna il primo tiro libero Bosniak, che quindi riavvicina Trieste e torna sotto la doppia cifra. Lo svantaggio delle ospiti, che ora stanno difendendo a zona contro la posa clima, che gira bene il pallone. Pellegrini trova Bianchi in punta, si va da Giuliano, c'è Varaldi, 9 secondi sul cronometro, difficile palla dentro per Tivenius, infatti arriva la persa, ma condotto non in maniera illuminata la transizione da parte di Costanza Miccoli, che
stava per passare la palla a noi nella nostra postazione e la palla comunque è uscita sul fondo. Ricomincia Bianchi, che sicuramente sta dando grande ritmo, persa però il pallone da Pellegrini. Riparte Trieste con Camporeale che scambia con Sammartini, regala un tiro, piedi per terra a Iva Bosniak, che firma il suo personalissimo parziale di 5-0. I 2 tiri liberi di prima e la tripla dell'ultima azione per il 34-28. Prova a rispondere Pellegrini, che tira la 3 dall'angolo, sbaglia, ma Tivenius ancora rimbalzo. Bianchi ci riprova da 3, questa volta è un able ancora Tivenius, ma la palla aveva già superato la linea di fondo e questa volta il time out arriva da coach Antonio Paganino, quando il tabellone dice 34-28 in favore della Posaclima, con 4 minuti e 16 secondi da giocare in questo terzo quarto che è partito alla grandissima per la squadra di casa, con un parzialone che aveva portato anche a 11 punti di lunghezze il divario, e ora Trieste è riuscita a ricucire parzialmente lo strappo, o meglio Iva Bosniak ci è riuscita con 5 punti consecutivi per il -6. Bosniak intanto è già salita a quota 15 con 3 su 4 da 2, 2 su 6 da 3, 3 su 4 ai liberi, nettamente la migliore delle sue. Per Ponzano invece in questo parzialino sicuramente ispirato da Giuliano, che è la prima delle biancoverdi ad andare in doppia cifra a quota 11. Ma sono ben distribuiti i punti tra tutte le giocatrici di coach Paganino. Ricordiamo che questa sera l'assistente di coach Gambarotto sostituisce appunto Gambarotto, che è stato squalificato nella partita scorsa. Intanto arriva il cambio, esce Bianchi e rientra Favaretto in quello che di fatto era il quintetto di partenza, direi, con Gobo al posto di Varaldi. Forse arriva un attacco di Trieste, 2 errori però, e alla fine il rimbalzo è per Ponzano ed è Giuliano che può attaccare la difesa molto più attenta questa volta da parte della Futurosa. Infatti arriva una deviazione per una rimessa laterale e Giuliano deve fare anche fatica per ricevere il pallone, ma gioca bene il pick and roll con Varaldi, prende un palleggio, arresto il tiro, esce Favaretto, si avventa sul pallone, sul rimbalzo lungo e lo cattura. Ancora si va da Giuliano che cerca Favaretto, la palla è deviata, ma Favaretto è la più veloce, recupera il pallone, attacca, trova Tivenius, e subisce anche il fallo, quindi per un'altra rimessa dal fondo, ed è il quarto fallo, attenzione, pesantissimo per Giorgia Sammartini, che non è riuscita a incidere tantissimo finora in questa gara, anche per i problemi di falli. Rimessa in campo appunto la palla, 10 secondi al termine dell'azione. Giuliano pressata forte, trova lo scarico per Pellegrini che prende il tiro da 3 punti, primo ferro, si lotta il rimbalzo, ne esce Miccoli che conduce la transizione, si va da Castelletto che prende un arresto del tiro, solo ferro, e quindi si difende Ponzano con Varaldi ora centro area contro la zona. Tivenius praticamente è un tiro libero, esce però il tiro della svedese e lavora bene a rimbalzo Trieste, che con Castelletto trova una bella penetrazione, deviazione la giovane triestina, e quindi è rimessa dal fondo per la Forna Basket Trieste,
Intanto arrivano anche dei cambi, esce Castelletto ed entra Kumbat, che aveva fatto molto bene a cavallo tra primo e secondo quarto. Riceve proprio Kumbat che da dentro per Miccoli, che deve però uscire, 7 secondi, attacca Varaldi, bella penetrazione, è bello 1 contro 1 di Miccoli, che finta di andare a destra, va a sinistra e subisce il fallo di Varaldi, ed è già il terzo per Varaldi, che, come vi dicevo, non ha trovato troppo ritmo per i pochi minuti giocati proprio per i problemi di falli. Un po' lo stesso discorso fatto per Sammartini. Intanto segna il primo Miccoli, 2/2. Erano i primi 2 tiri liberi per lei, entrambi a segno, e prosegue il parziale. È un 7-0 adesso, quindi 34-30 dice il tabellone. Gioca bene però Ponzano, trovata Varaldi a centro area, infrazione di passi dicono gli arbitri. Era stata organizzata una bella azione, forse c'era stato un contatto su Varaldi, tant'è, palla persa, o meglio recuperata da Trieste, che ora attacca con Kumbat dentro l'area, si gira bene con la mano destra, esce però il tiro, recupera il rimbalzo proprio Kumbat, che subisce il fallo, direi di Milena Mioni, appena entrata al posto di Varaldi. È il primo fallo di Mioni e ora Kumbat dalla lunetta segna il primo. Cresce il parziale pro Trieste, sbaglia il secondo, rimbalzo catturato da Tivenius, che si affida a Giuliano, ancora contro la zona di Trieste. Giuliano la sfida battendo la prima linea, la palla arriva a Pellegrini, che attacca a sua volta e subisce fallo, il terzo fallo di squadra, e il secondo fallo personale direi per Lara Kumbat. Quindi solo una rimessa dal fondo, 14 secondi da giocare in questa azione, quando mancano 1,57 al termine del terzo quarto, e il tabellone dice 34-31. Favaretto, c'era Giuliano liberissima, ma la palla va dentro per Tivenius, che non trova lo spazio per girarsi, restituisce la palla a Favaretto, che cerca Mioni, che però non si intende con Favaretto. Arriva quindi un'altra palla persa, si è un po' spenta la luce per Ponzano, che sta facendo tanta fatica contro la zona, ben costruita da Trieste. Grande pressione di Giuliano su Kumbat, che però trova Miccoli bene, ma anticipata Miccoli da Gobbo. Ottima difesa di Ponzano, che fa fare fatica anche nelle piccole cose a Trieste, che deve ricominciare da una rimessa laterale proprio con Kumbat. Esce Miccoli che riceve e attacca, poi dopo una finta si prende un tiro in corsa difficilissimo, un po' sfortunata perché è sputato dal ferro. È Favaretto ora a recuperare il pallone e si corre con Giuliano e Pellegrini. Bella transizione, però si è costruito poco in realtà. 15 secondi, Gobbo trova Giuliano liberissima per il tiro da 3 punti, sputato dal ferro, anzi rimbalza sul ferro, scusate, ma la palla arriva nelle mani di Giuliano e poi in quelle di Pellegrini, che prende un altro tiro da 3 punti, fuori anche questo. Non riesce a segnare da fuori Ponzano, quindi non si apre la scatola della difesa triestina, che sta reggendo benissimo in questo finale di terzo quarto, questa seconda metà di terzo quarto. Prende un tiro dalla media distanza Costanza Miccoli ed è -1 parziali e controparziali in questo terzo quarto, che si
volge al termine con Ponzano che è andato addirittura sul più 11, ora si trova solo con un punto di vantaggio. Giuliano intanto, bella linea di fondo, bella palla per Pellegrini che spara da 3 punti e questa volta segna. Importantissimo tiro, importantissimo canestro per Pellegrini. C'è Miccoli intanto dall'altra parte che prende l'1 contro 1, che classe. Miccoli spegne subito l'entusiasmo del Palacicogna e ora l'ultima azione ancora contro la zona. Giuliano 11 secondi, Pellegrini 9 secondi, ancora Giuliano, Pellegrini con spazio, Giuliano 5 secondi, si è costruito pochissimo, Gobbo prende il tiro allo scadere, solo rete ma non nel senso sperato dai tifosi di Ponzano. Manca un decimo, quindi non si può fare nulla se non un tap-in che chiaramente non arriva. Finisce quindi 37-35 per la Posaclima Ponzano questo terzo quarto di gioco. Rieccoci dal Palacicogna per questo quarto e decisivo ultimo quarto tra Posaclima Ponzano e Futurosa Fornabasket Trieste. Rientriamo dopo un terzo quarto giocato di parziali con tanta zona da una parte e dall'altra, o meglio con difesa zona da una parte e dall'altra. Un parzialone per iniziare di Ponzano che aveva toccato anche il più 11 e poi un controparziale condotto da Bosniak e Miccoli che aveva riportato Trieste sul -1 prima della tripla di Pellegrini. E si ricomincia intanto, ricomincia forte la difesa di Ponzano che lascia poco spazio a Trieste che fatica. Forse effettivamente c'era un fallo di Mioni su Camporeale che però comunque si vede restituire la palla perché la palla resta appunto nelle mani di Trieste, scusate, ma il recupero è di Ponzano con Gobbo che tocca prima e poi con un passaggio dietro la testa recupera definitivamente il pallone ed è proprio Gobbo ora contro la pressione che trova Bianchi, possiamo dire a ruoli invertiti, con Gobbo che giocava quasi a 8 metri dal canestro e Bianchi ha ricevuto sul tiro libero. Rimessa laterale che consentirà a Ponzano di avere anche un po' di ordine ed è Bianchi che gioca un pick and roll laterale con Gobbo, sempre contro la zona di Trieste, si cerca la palla dentro, arriva una deviazione col piede e quindi il cronometro viene resettato a 14 secondi con una rimessa dal fondo data a Favaretto che fatica a trovare le compagne, trova alla fine Gobbo proprio allo scadere con Kumbat che però
era lì e devia il pallone per un'altra rimessa dal fondo. La palla intanto è finita oltre i cartelloni pubblicitari, quindi si perde un po' di tempo, ma si ricomincia come pochi secondi fa, ma questa volta riceve molto più facilmente. Bianchi si trova Favaretto in angolo, prende il tiro da 3 punti, solo ferro, e quindi può ripartire Trieste a ritmi altissimi con Bosniak che va a tutta velocità ma trova sulla propria strada Matilde Bianchi con un coraggio da leonessa a subire uno sfondamento, e quindi un altro recupero per Bianchi che in difesa è davvero diabolica. Rientra intanto Tivenius al posto di Gobbo e si riparte con una rimessa ancora contro la zona di Trieste. Esce Mioni che però si gira proprio in bocca a un'avversaria, e 2 facili per Bosniak dopo il gran recupero di Sofia Carini che aveva scippato Milena Mioni. Si va da Tivenius che perde qualche centimetro ricevendo la palla, si gira bene, trova Pellegrini, ma arriva una deviazione per un'altra rimessa laterale e altri 14 secondi da giocare sul 37 pari. Mioni pressata fortissimo dalla difesa, Tivenius ha una mezza idea di prendere su tiro a 3 punti, ma trova Bianchi che attacca, 5 secondi, 4, Favaretto prende un tiro, ferro, prende che rimbalza in attacco e Mioni si avventa sbattendo contro Miccoli, scusate, Camporeale, che subisce fallo, e è il secondo fallo di Mioni che torna in panchina per restituire il posto a Capitan Gobbo. Tutti attacchi pesantissimi in quelli che mancheranno da qui alla sirena finale per 2 squadre che hanno perso le ultime 3 partite, e quindi questa vale tantissimo, soprattutto per la Posaclima che ovviamente deve difendere il suo fortino. Sfiora il recupero intanto Marta Pellegrini, 16 secondi da giocare in questa azione. Fortissima la difesa di Ponzano che non concede spazi a Trieste. Bella palla dentro però per Costanza Miccoli che infila altri 2 punti. Sono i 13 e 14 personali e i punti numero 38 e 39 per la sua squadra, che quindi torna in vantaggio di 2 punti. Prova a rispondere Pellegrini che prende un tiro da 3 punti dopo la finta, solo ferro, Bianchi non riesce a recuperare il rimbalzo e quindi torna in attacco Trieste con il possesso del possibile break, con Miccoli che cerca dentro, scusatemi, Camporeale che cerca dentro Miccoli. Le 2 ex Ponzano combinano bene e giustamente coach Paganino ferma la partita con un time out perché Trieste ha messo, come dicevamo prima, aveva perso un po' il filo di questa partita. Ora le parti si sono completamente invertite, c'è stato un controparziale che ha portato Trieste dal meno 11 ora al più 2 in di fatto 7 minuti di gioco. Quindi grande reazione delle ragazze di Alessio Scala che sembrava avessero subito un colpo del possibile KO e invece, come un grande pugile, hanno incassato bene e ora sono di nuovo avanti con 7 minuti e 36 da giocare in questo ultimo e decisivo periodo. Intanto è salita a quota 17 Iva Bosniak, 14 sono i punti per Miccoli. Dall'altra parte
è arrivata in doppia cifra anche Marta Pellegrini a quota 10, restano 11 punti di Giuliano, 6 quelli di Favaretto e 3 quelli di Tivenios e Bianchi. Sarà una partita che si giocherà sui nervi, perché davvero saranno 2 punti piuttosto pesanti. In ogni caso Kumbat intanto il tiro dopo in uscita dai blocchi un po' affrettato, non arriva neanche al ferro, la palla a rimbalzo carambola sulla linea di fondo. L'ultimo tocco è di una ragazza di Trieste e quindi la rimessa è per Ponzano, ancora contro la zona. Giustamente coach Scala la mantiene perché Ponzano sta faticando tantissimo. Bianchi trova bene in angolo Pellegrini che attacca, prende un palleggio, arresto e tiro in movimento che arriva solo al ferro, rischia la persa Trieste con Miccoli che però ritrova la maniglia e da Carini. La palla torna nelle mani di Miccoli che prende un 1 contro 1 contro Gobbo che commette fallo. Saranno quindi 2 tiri liberi per Costanza Miccoli, super efficace nell'arco di tutta la partita ed è stata proprio lei assieme a Bosniak a suonare la carica nella rimonta. Prosegue il parzialone di Trieste con un 1 su 2 di Miccoli per il quindi 40-37. Intanto a rimbalzo c'è un fallo di Bosniak, è il terzo di squadra. Entrambe le squadre hanno 3 falli quando ci sono ancora 7 minuti sul cronometro. Sarà importante anche questo aspetto, quello del bonus, con Gobbo ora che batte bene la prima linea, trova Bianchi che si butta sulla linea di fondo, c'è un contatto non fischiato, Favaretto ha spazio ma non si fida, ha perso anche un po' di fiducia. Ora l'attacco di Ponzano e Pellegrini per fermare la transizione di Trieste commette fallo che è giudicato antisportivo dall'arbitro e quindi va in lunetta Trieste con Bosniak. Intanto esce Pellegrini che ha commesso il secondo fallo. Segna intanto il primo tiro libero Bosniak, segna anche il secondo la croata che sale a quota 19. E c'è anche il possesso per Trieste sul +5. Kumbat da Miccoli in punta, la palla torna a Kumbat, pick and roll, si butta dentro Kumbat, prova un passaggio fuori che però è intercettato dalla difesa di Ponzano. Bianchi raddoppiata a metà campo, subisce fallo, alza l'aggressività anche Trieste che ovviamente ha la chance di espugnare Ponzano in questo parziale, cioè grazie a questo parziale che sta tenendo bloccata a quota 37 Ponzano da parecchi minuti. Ma Bianchi sicuramente con il suo coraggio, anche la sua forza, ha mantenuto il possesso, che ora è controllato da Favaretto che prende un arresto e tiro difficilissimo da centro area. Si sblocca Favaretto, lei che non segnava da parecchi minuti come Ponzano, quindi è -3 per la Posaclima. Palleggio, arresto e tiro in step back per Bosniak che però arriva solo al ferro. Kumbat lotta a rimbalzo ma è Ponzano a recuperarlo con Bianchi. Giuliano prova a spingere,
scambia con Bianchi, ancora Bianchi per Gobbo che prende un tiro girandosi, esce ma lotta a rimbalzo e la coppia Tivenius Gobbo recupera il pallone ed è Gobbo a subire fallo. Trieste è già in bonus e saranno quindi 2 tiri liberi per Gobbo. Intanto esce Carini che dà spazio a Giorgia Sammartini, ricordiamo gravata di 4 falli. Quando ci sono ancora 5 minuti e 42 da giocare in questo quarto, sbaglia intanto il primo tiro libero Capitan Gobbo. Segna invece il secondo, quindi sono solo 2 le lunghezze di vantaggio per Trieste, che ora attacca con Kumbat, pressata da Giuliano e la palla sfugge dalle mani di Bosniak, che forse sente anche un po' di stanchezza. Ponzano continua a tenere aggressiva la difesa, arrivano delle palle perse. Ora Giuliano per Bianchi in angolo, che forse subisce un fallo, aggressivissima la difesa di Kumbat, si difende bene Bianchi che trova Gobbo che subisce, no, non subisce un fallo, la palla è toccata con il piede da Costanza Miccoli, quindi resettato a 14 il cronometro dei 24 con una rimessa dal fondo. Favaretto in punta per Tivenius che fronteggia, prova 1 contro 1, si chiude bene la difesa di Trieste, c'è Gobbo lontano da canestro, la palla arriva nelle mani di Bianchi, 2 secondi, non arriva il tiro, invece riesce a prenderlo in tempo utile ma non arriva al ferro. Bianchi si lamenta per un contatto, ma obiettivamente la difesa di Trieste sembrava pulita, quindi arriva una palla persa per Ponzano e ora un cambio, esce Favaretto, rientra Marta Pellegrini per questo sprint finale, ultimi 5 minuti di partita. Grande giocata di Giorgia Sammartini che fa uno slalom gigante e va a concludere tutta sola in mezzo all'area. Un po' distratta qui la difesa di Ponzano, che ora riattacca con Giuliano, chiusa bene sul fondo, trova Pellegrini che si libera benissimo con una finta. Il tiro a 3 punti però è corto, ma Tivenius vola a rimbalzo, anche sui rimbalzi lunghi schiaffeggia la palla contro le gambe di un'avversaria e quindi altro rimbalzo in attacco. È l'ottavo scusate della sua partita, il 20° totale, 20 rimbalzi per la svedese. Che gara qui al Palacicogna, -4 con Ponzano che ha 7 secondi per attaccare. Bianchi è persa sull'arco, prende un tiro da 3 punti che però non arriva al ferro. Tivenius ci prova anche in questa occasione ma non riesce a catturare l'ennesimo rimbalzo e quindi la palla è per Trieste. Intanto arriva anche il cambio, esce Capitan Gobbo, rientra Varaldi, si ributta dentro Sammartini, un po' come l'azione precedente, ma questa volta si chiude bene la difesa della Posaclima. Arriva un tiro dopo la virata di Bosniak che però sbaglia, si lotta, rimbalza Kumbat, prende un altro tiro. Trieste prova il terzo attacco consecutivo. Bianchi prova a scippare il pallone dalle mani di Sammartini che non ci casca e subisce fallo. Lei per i primi 2 tiri liberi della sua gara, lei che in questo campionato è al 100% con 16 su 16, 17 su 17. Tiratrice infallibile dalla lunetta e fatte pure 18 su 18. Sono 6 di nuovo i punti di vantaggio per Trieste, con Ponzano che ancora fatica contro la zona, gira bene la palla ma senza poi riuscire a trovare delle conclusioni facili. Giuliano attacca bene l'area ma arriva un'altra palla persa, questa volta di Varaldi, e Sammartini velocissima
trova Combat per il tiro da 3 punti, importantissimo, gran partita di Combat, uscita dalla panchina ma ha dato un grande contributo, lei che è classe 88, sicuramente una delle più esperte della squadra, triestina doc, fa pesare tutta la sua esperienza con questa tripla che dà 9 punti di vantaggio alla Futurosa e lascia davvero l'amaro in bocca alla Posa Clima, che solo una decina di minuti fa aveva 12 minuti di gioco, ovviamente aveva 10 punti, anzi 11 punti di vantaggio, ma da lì in poi, dopo un time out, dopo la zona, sono arrivati davvero pochi canestri e quindi si è materializzato il +9 per Trieste. Ora Ponzano ha anche finito i time out, dovranno quindi un po' cavarsela da sole le ragazze della Posa Clima in questi ultimi 3 minuti e 24 per attaccare ancora contro la zona. Chiaramente la partita è ancora apertissima perché 9 punti sono pochissimi in questo sport, ma ovviamente Ponzano deve ritrovare l'entusiasmo del terzo quarto. Ci prova Giuliano con un palleggio, arresto e tiro corto, non riesce a catturare il rimbalzo la piccola Bianchi, che deve rientrare su Sammartini, che invece attacca bene l'area, trova Combat, gira bene la palla per Trieste, si va da Bosniak che prende un tiro in uscita dai blocchi, è fuori. Tivenius cattura il 21esimo rimbalzo della sua gara, prova a correre Ponzano per non far schierare la zona, ma rientra bene Trieste. Bella palla di Bianchi per Tivenius che subisce il fallo e saranno 2 tiri liberi per la svedese, che in attacco ha prodotto pochino, solo 3 punti con 1 su 2 liberi e 1 su 4 dal campo, ma come detto a rimbalzo ha fatto davvero il vuoto questa sera. Segna intanto il primo Tivenius per il -8, sbaglia il secondo ma cattura il rimbalzo Varaldi che trova bene Giuliano fuori. Importantissimo extra possesso per Ponzano, vediamo se riuscirà a trasformarlo. Gira bene la palla, si torna da Tivenius che trova Pellegrini che forse subisce fallo, prende un bel palleggio, arresto e tiro fuori, un po' sfortunata Pellegrini, e lavora bene a rimbalzo Miccoli, e quindi Trieste ancora con Sammartini che ha preso in mano la squadra in questi ultimi minuti. Trova Bosniak che subisce fallo e andrà di nuovo in lunetta sul 41-49. Bosniak è 5 su 6 dalla linea della carità. Questa sera segna il primo la croata, che sale intanto a quota 20. Gran partita per lei. E segna anche il secondo. Tornano 10 punti di vantaggio per Trieste come il massimo vantaggio del secondo quarto, e Pellegrini ora affretta il tiro e questa volta è una tripla e va dentro. Si rianima Ponzano che ritorna a -7 con poco più di 2 minuti sul cronometro, e Bianchi alza l'aggressività in difesa. Sammartini prova lo slalom, non lo trova questa volta, difesa incredibile di Tivenius. Sammartini si salva trovando Combat, prende il tiro da 3 punti Sammartini. Sono accoppiate male le ragazze di Ponzano, non può nulla Bianchi contro Camporeale che ha una quindicina di centimetri in più, quindi recupera un bel rimbalzo e subisce fallo per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo che gira sul ferro ed esce. Restano quindi 7 i punti di vantaggio per Trieste.
sbaglia anche il secondo. Varaldi però non controlla il rimbalzo, e Kumbat che lotta ancora, bravissima la ragazza triestina. La palla arriva a San Martino che forza l'1 contro 1, non trova gli spazi, cerca Kumbat e arriva un'altra deviazione. 1 minuto e 28 sul cronometro della partita, 5 secondi su quello dei 24. Ponzano ovviamente ha bisogno di accelerare i tempi e soprattutto di recuperare questo pallone. Si distrae però Varaldi che subisce un backdoor da Costanza Miccoli, che di esperienza va a rubare 2 tiri liberi, ed è anche il quarto fallo per Sofia Varaldi, che ha faticato in questa partita, non ha trovato il suo abituale ritmo. Sbaglia anche Miccoli. Segna il secondo tentativo, è 1 su 4 in questa azione per Trieste, quindi tornano 8 i punti di vantaggio. 1 minuto e 24 da giocare. Giuliano, persa dalla difesa, prende un tiro a 3 punti, altra tripla. Improvvisamente Ponzano ha sentito il senso d'urgenza e ha ritrovato il coraggio. Meno 5, Bianchi mette grandissima pressione. Varaldi stop la conclusione di Miccoli e quindi Ponzano può attaccare quando manca poco più di 1 minuto. Pellegrini, incredibile non fischio da parte degli arbitri, ma si gioca, la palla resta a Ponzano con Giuliano che trova Tivenius dentro l'area, si gira bene la svedese, scippata da Kumbat. Per il recupero di Trieste arriva il raddoppio con palla persa da San Martino. 36 secondi da giocare, deve spingere Ponzano. Varaldi deve prendere il tiro da 3, lo prende e lo segna. Meno 3, incredibile la palla canestro. Ponzano era morta 1 minuto fa, 3 triple consecutive da meno 10 a meno 2 con 31 secondi sul cronometro. Prima Pellegrini, poi Giuliano, poi Varaldi, e in un batter d'occhio meno 2. Incredibile questo finale di partita, che fa anche un po' mangiare le mani a Ponzano, che per vari minuti ha subito la zona di Trieste con un po' di timore forse a prendersi i tiri quando c'era lo spazio. Ora ovviamente nell'ultimo minuto, quando il tempo stringeva, Ponzano ha perso i timori e tutti gli ultimi 3 tiri sono entrati, quindi improvvisamente abbiamo di nuovo una partita qui al Palacicogna. Ricapitolando, 31 secondi da giocare, 50-52, la palla è nelle mani di Trieste, entrambe le squadre sono in bonus. Ponzano ha finito il time out, Trieste ne ha 1, ultimi 31 secondi da visita cardiologica. Ovviamente altissima la difesa di Ponzano. Varaldi a disturbare la rimessa, difficoltà a mettere la palla in campo. Tivenius la recupera, arriva però non riesce però a trattenerla e Trieste perde la palla con Bianchi che sulla pressione forse aveva toccato col piede, ma tant'è, la palla è di Ponzano. Arrivano le proteste da parte di Trieste. 25 secondi da giocare, rimessa laterale per Ponzano che è sotto di 2 punti. La palla arriva a Giuliano, è tornata a uomo intanto Trieste. Giuliano sul blocco di Varaldi si butta dentro con la mano di sinistro, però sbaglia Tivenius, non arriva al rimbalzo, commette fallo, anche giustamente perché mancano 17 secondi sul cronometro. Giuliano ha sfiorato il colpaccio del pareggio e ora invece ci sono 2 tiri liberi per Miccoli, che nell'ultimo giro in lunetta però aveva fatto 1 su 2, quindi la partita resta apertissima. Segna il primo Costanza Miccoli, grande freddezza per lei.
Fondamentale sarà questo secondo tiro libero, che chiaramente se segnato da 2 possessi di vantaggio, se sbagliato invece resterà 1. 2 su 2 per Miccoli. Ora Ponzano deve trovare un tiro rapido, 2 punti rapidi, 15 secondi. Giuliano sul blocco di Tivenius trova Varaldi che cerca la palla dentro per Tivenius, fallo. Ben giocata da Varaldi. Forse ci ha messo un po' troppo tempo Ponzano, mancano solo 6 secondi sul cronometro e in lunetta c'è Tivenius che questa sera ha 2 su 4, segna il primo la svedese. In lunetta per il secondo tiro libero, 6 secondi da giocare. Tivenius sbaglia il secondo, rimbalzo di Bianchi, tiro da 3 punti di Pellegrini per il pareggio, esce e Kumbat prende il rimbalzo che di fatto chiude la partita. Palla, occasione incredibile di Ponzano che prima con Giuliano e poi con Pellegrini ha avuto il tiro del pareggio. È stata bravissima Trieste a difendersi e a trovare le giocate di esperienza per portare a casa la partita. Ora per i tabellini c'è Kumbat che avrà 2 tiri liberi perché ha subito fallo a rimbalzo. Esce il primo tiro libero, ma poi ci sono solo 4 decimi, non c'è un time out per Ponzano, quindi andrà a finire così la partita. 51 Posaclima Ponzano, 55 per Futurosa Forna Basket Trieste. Vediamo se riusciamo ad andare a intercettare gli allenatori. Resta quindi a quota 4 la Posaclima, sale a quota 6 Trieste. Vediamo, come detto, se riusciamo ad andare a intercettare gli allenatori per le interviste post gara. Aspettiamo ovviamente l'urlo e i saluti. Sì, sta venendo verso di noi coach Alessio Scala. Ciao, complimenti intanto per la vittoria. Battaglia, partita che è andata a parziali, prima da una parte poi dall'altra, sembrava finita 3 volte, 4 forse con l'ultima, poi è arrivata una vittoria pesantissima. È una vittoria che sicuramente ci serve, ci aiuta molto anche a livello di morale, più che a livello di classifica, anche a livello di classifica onestamente, dopo il passo falso della settimana scorsa in casa contro Carugate. Io non so se è stata una bella partita da vedere, dubito che sia stata una bella partita da vedere, ma era una partita che aveva un peso specifico per entrambi importante e quindi è venuta fuori una partita combattuta e molto improntata sul fisico e sull'agonismo, quindi giusto così. Magari non bellissima, sicuramente divertente. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille. Buon ritorno. Non abbiamo coach Paganino, quindi ci rivediamo qui al Palla Cicogna per la partita prima di Natale del 21 dicembre.